Buona giornata, benvenuti, bentrovati. L'appuntamento è sempre sulla nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, sul nostro canale sportivo streamingsport.it, sulla nostra emittente radiofonica in web appunto VG Radio e poi naturalmente digitale terrestre, canale 95 corrispondente a Caffè TV 24 per quanto riguarda le province, o meglio le regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ogni sera 19:40, 19:45 circa la prima edizione, poi la seconda nella seconda parte di serata e la terza, l'ultima, nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere e a parlare ancora, speriamo per pochi giorni ancora, di coronavirus e attenzione massima anche nello sport del fine settimana. Chiaramente si parla di Juventus-Inter che potrebbe essere giocata a porte aperte, ma usiamo il condizionale. La Regione Piemonte chiederà al governo il ritorno alla normalità. La Lega B invece ha ufficializzato le porte chiuse per le seguenti partite: Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza ed Entella-Crotone. Andiamo a parlare di Champions perché ci sono stati gli ottavi di andata. Ieri sera la Juventus è inciampata a Lione, ha perso per 1-0. A Madrid invece il Real è passato in vantaggio, poi si è fatto rimontare e battere dal Manchester City di Pep Guardiola. Oggi tocca all'Eurolega per quanto sempre riguarda il calcio, con il ritorno dei 16esimi di finale. I nerazzurri, cioè l'Inter, parte dal 2-0 dell'andata e giocherà nel vuoto di San Siro contro il Ludogorets. In serata scenderà in campo anche l'altra italiana, ovvero la Roma, che cercherà il passaggio di turno dopo l'1-0 dell'Olimpico. Il tennis perde una campionessa assoluta, lascia la Sharapova, saluto fashion tra l'altro, per la 32enne Maria, che con una lettera su Vogue e Vanity Fair saluta il calcio. Scusatemi, saluta il tennis. Ieri è stata giornata di prove invece per la Formula 1 in Spagna nel circuito di Montmeló. Speranza Ferrari, almeno così dicono, serenità Mercedes, incognita Red Bull. Rosse al lavoro ma sempre nascoste, frecce d'argento ancora in palla, mentre Verstappen fa il secondo tempo dietro ad una sorprendente Alfa Romeo, quella di Kubica, e che poi resta a piedi. Allarme coronavirus per le restrizioni in Australia e Vietnam. Il via irridato slitterà forse a maggio. Assegnati 3 titoli nella prima giornata dei mondiali di ciclismo su pista, che per l'Italia vuol dire la certezza della qualificazione olimpica dei quartetti maschile e femminile. Nello scratch donne Martina Fidanza ha chiuso al 5° posto, complimenti, mentre Letizia Paternoster trascina il quartetto al record italiano e alla qualificazione olimpica. Via libera a Gandini come nuovo amministratore delegato votato all'unanimità dalla Lega Basket. Si insedierà nell'assemblea del prossimo 9 marzo. Affrontato anche il tema del calendario dopo la sospensione della prossima giornata del campionato disposta dalla Federazione per il coronavirus. Date probabili per recuperare il 23esimo turno sono quelle del weekend del 3 maggio. Intanto nel basket femminile sono state rinviate Venezia-Riga e Schio-Sopron, che erano previste per la giornata di questa sera, di quest'oggi. Per quanto riguarda anche la Coppa Italia relativa alla Serie B e relativa in questo caso alla Rucker Sambe San Vendemiano, vi ricordo che il tutto, che si doveva giocare dal 6 all'8 di marzo, va a slittare a data da confermarsi. Ve lo confermeremo anche noi al più presto. Atletica, stasera a Belgrado, Tamberi riparte cercando risposte dopo il flop agli assoluti di Ancona. La Pieroni, che è una 17enne, vola ad 1 centimetro dal record italiano junior. Il coronavirus non ferma la Coppa Davis. Italia-Sud Corea, stiamo parlando di tennis, in programma a Cagliari venerdì 6 e sabato 7 marzo, non sarà e non si giocherà a porte chiuse. Si va addirittura, pensate, verso il sold out per il pubblico presente.
Vittoria agevole per Modena ad Ajaccio nella gara di andata dei quarti di Coppa CEV. La squadra di Gianni ha vinto 3-0, ipotecando così il passaggio alle semifinali della seconda tappa continentale. Intanto Milano in Coppa Challenge si è accordata con il Saaremaa per giocare entrambe le gare in Estonia e lo farà il 4 e il 5 marzo. In Champions femminile invece, sentite, Scandicci ha risposto piuttosto seccata alle turche dell'Extra Sibasi che non volevano venire a giocare a Siena in Italia proprio per la Coppa. Pare che la protesta abbia fatto, o meglio la risposta di Scandicci abbia avuto effetto e quindi le turche saranno a Siena per giocare. Anche il rugby nazionale si ferma, è stata infatti rinviata la gara delle 6 nazioni tra Irlanda ed Italia, non si giocherà il match del 7 marzo a Dublino. E a proposito di rugby, concludiamo quest'oggi in questi nostri appuntamenti informativi sportivi che vanno un po' ad essere ridotti in queste giornate, in questa settimana di coronavirus, tra virgolette. A proposito di rugby, dicevo, il Benetton sta preparando il match che disputerà tra 2 settimane circa con l'Ulster e nel frattempo si gode anche l'ottimo recupero di Michele Lamaro che andiamo a sentire ai nostri microfoni. Si può considerare come un nuovo esordio? Sì, decisamente, anzi per me è stato proprio un esordio perché a parte l'esordio del ginocchio che non aveva ancora mai visto il campo, ma in generale insomma è stato nuove emozioni, tutto nuovo per me. 40 minuti fatti bene, di adrenalina pura e di tanta voglia di farsi vedere, perché in effetti ci sei riuscito. Ma il mio unico obiettivo prima di entrare in campo era quello di divertirmi, ad essere sinceri. Era un anno che non giocavo e volevo entrare in campo e fare quello che amo e riuscire a farlo al meglio possibile, quindi che ci sia riuscito o meno, insomma io mi sono divertito, quindi è stato quello l'importante per me. Alla fine vi siete divertiti non tanto? Sì, decisamente. Purtroppo abbiamo visto che il secondo tempo siamo calati parecchio e è stato insomma brutto perché ce l'avevamo in pugno e non siamo riusciti a chiudere la partita quando ne avevamo la possibilità. Tra l'altro dopo 40 minuti fatti bene, con intensità, ha giocato bene. Sì, ci siamo ritrovati proprio tutti insieme, abbiamo detto che i primi 40 minuti sono stati veramente di qualità, però dobbiamo veramente lavorare sodo per riuscire a mantenere questo standard per tutti gli 80 minuti. Hai detto bene, sono sempre stati fatali in questo campionato questi 10-15 minuti finali, la mentalità, cosa da testa? Ma sai, ci sono tanti fattori che giocano quando sei in campo, insomma sicuramente la testa può essere un motivo importante, forse il più importante, il fatto di riuscire a rimanere col focus per tutti gli 80 minuti e concentrati per tutti gli 80 minuti e dobbiamo riuscire a farlo partendo soprattutto dagli allenamenti. Questo coronavirus sta un po' complicando le cose, adesso quando giocherete non si sa, vi state allenando nuovamente? Ma sì, a parte tutte le partite, ma per me è stato prima il maltempo su in Galles, adesso il coronavirus, insomma c'è qualcuno che non mi vuole far giocare. Però insomma no dai, noi rimaniamo concentrati, sappiamo che per ora il programma sarà Dragons tra 2 settimane e per quello ci alleneremo, poi se dovranno essere cambiate altre cose insomma cambieranno, ma noi rimaniamo col focus così per queste 2 settimane. Bravo Lamaro, terza linea recuperata del Benetton. È tutto, ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani.